Poco più di una settimana e quella che fino a pochi mesi fa appariva quasi un'utopia sarà invece realtà. Il 24 maggio il Tempio Ossario sarà aperto e diverrà il fulcro delle celebrazioni bassanesi per il centenario. In questi giorni, oltre a completare le operazioni di pulizia e di riordino del Tempio, stiamo anche allestendo delle mostre fotografiche molto interessanti che permetteranno a chi entrerà a fare visita e a fare memoria ai caduti anche di rendersi conto di cosa è stato il primo grande conflitto mondiale attraverso queste mostre. Anche qui va detto un grande ringraziamento al Comitato per la riapertura che si è adoperato in quest'anno per spingere in tutte le direzioni affinché si arrivi all'apertura. Ma prima delle celebrazioni del 24 maggio per il sindaco Poletto ci sarà un altro importante appuntamento. Domenica all'Aquila sfilerà l'88esima adunata nazionale delle penne nere che Rete Veneta vi proporrà interamente in diretta a partire dalle 8:30. Una grande emozione, io ho vissuto la dunata del 2008 qua a Bassano, ma non sfilai perché non sono alpino. Questa volta ho l'opportunità di sfilare, ne sono molto gratificato, molto contento e quindi scenderò all'Aquila, farò compagnia ai nostri alpini e tutti gli alpini d'Italia che per quella città in modo particolare hanno profuso un grandissimo impegno, per cui sfilare insieme con loro è un onore per me e anche un modo per dire che la nostra città è legata a doppio filo con questo glorioso corpo.